Ditemi voi quando è pronto. Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto in particolar modo al sindaco e all'amministrazione comunale di Montegrotto Terme, che ha voluto non solo il patrocinio del Consiglio regionale, ma anche appunto presentare qui a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti, questo raduno internazionale dei vespisti che ha l'obiettivo di valorizzare tutto il territorio del Veneto partendo da Montegrotto. Ringrazio il presidente del Vespa Club Europa Bart Bergans e tutti i Vespa Club che hanno sostenuto con successo la candidatura di questa località termale. Le vespe padane di Montegrotto Terme, quelli di Este, Monselice, Roncaiete, Due Carrare, Occhiobello, vespe del Bosco di Chioggia, Arzignano, Rossano Veneto, Resana, Montebelluna, Rovigo, Rosolina, Venezia e Portogruaro. Siete riusciti a fare squadra assieme, cosa non sempre semplice nel Veneto dei campanili, e da vespista quale sono io sono certo che la passione della Vespa è stata ben più forte dei piccoli campanilismi. Avete dato una lezione bellissima di appunto per tutto il Veneto, dimostrando che quando si è uniti possiamo cogliere risultati incredibili. Mi hanno detto che si stimano tra gli 8 e i 12.000 appunto presenti alle manifestazioni, arrivati da una trentina di paesi esteri, con un successo dovrei dire già memorabile, insomma, per un oggetto di culto come la Vespa, che ha rappresentato per oltre 20 milioni di esemplari venduti uno dei maggiori successi della storia del Novecento di design, che oltre che di mezzo di trasporto funzionale e a costi, diciamo, contenuti. La Vespa, come ebbi modo di dire, fu simbolo appunto della nuova Italia, che dopo il secondo conflitto mondiale fu il primo di una serie di oggetti destinati a cambiare la storia, non solo del design. Pensiamo all'Ettera 22 della Olivetti, alla Fiat 500, agli elettrodomestici degli anni 60 della Brion Vega e via dicendo. Tutti oggetti di culto, belli da vedere, straordinariamente funzionali e utili, finiti non a caso nei maggiori musei d'arte contemporanea come il MoMA di New York. Qualità, funzionalità, bellezza. Il Made in Italy nasce attorno a queste caratteristiche e non a caso ancora oggi la Vespa è simbolo di eccellenza. Magari non avremo la miglior squadra di calcio in questo momento presente, ma abbiamo, e dobbiamo arrangiarci con quello che passa il convento, abbiamo però una grande tradizione sulle due ruote, sulle moto. Non dimentichiamo che la Piaggio fu capace di creare due miti, appunto la Vespa e poi a tre ruote l'Ape, oggi attiva nel mercato con marchi come Aprilia, Moto Guzzi, oltre a detenere marchi storici come l'Averda e Gilera. L'Averda purtroppo non più utilizzato. Anzi, Aprilia è anche vincente e competitiva a livello mondiale assieme alla Ducati. Stiamo parlando dei simboli migliori del motociclismo mondiale, migliori perché hanno alle spalle una grandissima storia al servizio dell'utente e rappresentano una vera e propria cultura della moto. Non voglio sottrarvi ulteriore tempo, permettetemi di concludere da vecchio vespista con una battuta da un film di Easy Rider, un vero cult movie per gli appassionati di moto. Non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate per loro, la libertà. Perché, come diceva una pubblicità degli anni 70, con Vespa si può, e con Vespa si può anche vivere un evento eccezionale come quello appunto di Montegrotto, che mi auguro rimarrà anche nel cuore dei vespisti che arriveranno da tutta Europa e da tutto il mondo per parteciparvi. Quindi veramente complimenti per quello che avete organizzato, ma soprattutto per quello che farete nei prossimi giorni. Invito qui il sindaco di Montegrotto a continuare e a gestire la conferenza stampa. Prego. Se vuoi vieni al centro. Grazie. Buongiorno a tutti, io voglio ringraziare come amministrazione comunale, come destinazione turistica Terme e Colli Ugani, il presidente Ciambetti, non solo per il patrocinio, ma anche per aver permesso questa conferenza stampa qui, in questo luogo prestigioso che, come ha detto, è la casa di tutti i veneti. Dal 4 al 7 luglio a Montegrotto Terme si svolgerà European Vespisti Week, facendo diventare la città termale Montegrotto una vera e propria capitale europea delle Vespe.
L'evento però non avverrà così casualmente, ma avverrà grazie allo sforzo, all'impegno organizzativo di ben 17 Vespa Club del Veneto, che ha già citato il Presidente, capeggiati dal Vespa Club Arzignano e Rossano Veneto, sostenuti da oltre 200 volontari, e per l'appunto attrarrà a Montegrotto già prenotate 5.000 Vespe, più tutto l'indotto che porterà numeri veramente importanti a Montegrotto da tutta l'Europa e da alcuni stati extraeuropei, in particolar modo dalle Filippine. Abbiamo dei vespisti dalle Filippine che atterreranno a Treviso, si noleggeranno una Vespa e verranno a Montegrotto, dall'Australia e addirittura dal Messico. Quindi per il nostro territorio, perché questo non è un evento di Montegrotto Terme, è un evento del Veneto, è un evento di tutti i comuni dove hanno sede i Vespa Club, sarà una grandissima occasione che permetterà non solo di conoscere per l'appunto le terme millenarie di Montegrotto, ma grazie all'organizzazione, e qui c'è stato il grande impegno dei Vespa Club, di diversi tour, si potranno scoprire innumerevoli bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e imprenditoriali della regione del Veneto. Per quanto concerne le location, l'evento a Montegrotto Terme coinvolgerà diversi posti. Il cuore sarà il Vespa Village, oltre 30.000 metri quadrati che troveranno posto in piazza Mercato, dove appunto si svolgerà sabato anche una bellissima gara organizzata dal Vespa Club Rovigo della Gincana. Il Palaberta, che è il nostro palazzetto dello sport, sarà dedicato all'accoglienza e all'accreditamento dei vespisti. Alcuni si sono già prenotati da mesi, e sarà la sede di un museo dove verranno esposti i modelli di Vespa più caratteristici, la pannellistica e tutta quell'oggettistica legata al mondo della Vespa, che è un mondo sia vintage ma anche di una modernità assoluta. Piazza Carmignotto, quindi in pieno centro, la zona pedonale, sarà la sede del concorso di eleganza curato dal Vespa Club Arzignano di sabato 6 luglio, una giornata importantissima durante la quale si svolgerà anche la parata, e abbiamo già allertato tutte le forze dell'ordine perché fare una parata con all'incirca 10.000 Vespe sarà veramente fantastico attorno ai Colli Ugani. Chiudo prima di lasciare la parola agli organizzatori, ai Vespa Club Capofila, Arzignano e Rossano Veneto, nel dire che essere vespisti, prima è stato ribadito il concetto di libertà, non è solo una passione, ma è veramente uno stile di vita, uno stato d'animo quotidiano, anche quando non si è in sella. E la passione e la cura per le nostre Vespe si traducono nell'aspetto meraviglioso che caratterizza il viaggio lento. Nell'epoca della fretta, dei social network, di tutto subito, viaggiare in Vespa ci riconduce a delle dimensioni anche di lentezza che ci aiutano ad assaporare le strade di campagna, a vedere i borghi, quelli più nascosti, quelli che in autostrada, in macchina non si vedono, e quindi a vivere veramente in maniera più intima anche l'idea del viaggio, che non è solo la meta, ma il viaggio stesso. Ma soprattutto c'è anche uno spirito di condivisione e di solidarietà tra vespisti, come hanno dimostrato tutti gli iscritti ai 17 Vespa Club che si sono seduti attorno a un tavolo, che hanno collaborato e che stanno dando vita forse al più grande evento vespistico italiano. Quindi un grazie a voi tutti, e soprattutto questo evento lo facciamo non solo per chi è in Vespa quotidianamente, per chi si fa tutti i raduni nella stagione, ma lo facciamo anche ricordando i tanti amici vespisti che purtroppo non ci sono più, ma che virtualmente e che dall'alto ci guardano e sono con noi nell'organizzazione di questo grande evento, perché il vespista c'è sempre. Grazie. Lascio la parola ad Alessia Gagliotto e a Massimiliano Termini, se vogliono venire entrambi qui, prego. Buongiorno a tutti. Sì, mi ricollego con le parole del sindaco, ringraziando innanzitutto l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme, che ha creduto in questo progetto, ci ha supportato e ha dato a disposizione in ogni forma per la realizzazione del progetto stesso.
Questo raduno è un raduno particolare, è un raduno italiano a carattere internazionale. Internazionale non significa solamente europeo, significa anche un raduno a carattere mondiale, perché, come ha detto il sindaco, raccoglierà numerose presenze dagli stati esteri. Si svilupperà in 4 giornate. Le prime 2 giornate sono dedicate al tour. Tour significa la scoperta del Veneto. Io sono veneta, faccio parte del Consiglio nazionale, sono segretario nazionale Vespa d'Italia e tengo soprattutto alla mia regione. Voglio che tutta Italia, tutta Europa, tutto il mondo conosca questo bellissimo territorio, pieno di sfaccettature nei propri paesaggi, nelle caratteristiche delle persone stesse, sia a livello culinario sia a livello culturale. Quindi 2 giorni dedicati completamente al tour. Il sabato è la giornata principale, nella quale si svilupperanno varie attività come la cengana, come il concorso di eleganza, la sfilata, e ci saranno tantissime attività legate al divertimento. Ci sarà un spettacolo di Nicola l'Impennatore, vi saranno dei giochi pirotecnici, poi una cosa molto particolare è il museo che sto allestendo con l'aiuto del mio club Vespa Verzignano. Saranno esposti dei modelli molto particolari nella produzione della prima Vespa, fino a tutti i modelli prodotti dalla Piaggio. Quindi non parliamo solo di Vespa, parliamo anche di Ape, di Ciao, di Trattore e di Moscone. Quindi chi verrà a visitare il museo avrà veramente un'immersione in tutto ciò che è passato, presente e anche futuro. Il raduno avrà il suo termine la domenica con una gara di lentezza e con le convivialità dei saluti finali. Lascio la parola al mio collega per i ringraziamenti dei club che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno durante questa manifestazione. Veramente di cuore vi ringrazio. Buongiorno a tutti, Massimiliano Termini, presidente del Vespa Club Rossano Veneto. Io volevo concludere con questo messaggio, con questo scritto, perché come diceva Riccardo Mortandello, il sindaco, e la stessa Alessia Gagliotto, per noi è stato un sogno che si sta realizzando. E tutto partiva circa un anno fa e ci abbiamo creduto fin da subito, noi, e dopo con i 17 club che hanno voluto contribuire, che ringrazio nuovamente, che hanno creduto a questa manifestazione, che vanno a completare tutta l'organizzazione totale, diciamo. Per noi e per tutti sarà una grande festa, non solo per i vespisti, ma anche per i loro accompagnatori e tutti i visitatori e i cittadini della città di Montegrotto. Volevo concludere con questa frase, che la passione per la Vespa fa superare le barriere culturali e linguistiche e crea soprattutto grandi amicizie. Non mi resta che ringraziarvi nuovamente e un caro saluto a tutti. Poi Presidente, insomma, quest'ista l'aspettiamo, giorno 4 arriverà l'invito, e se no la parata